Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi andiamo con la collezione delle console, ce le spariamo tutte, però volevo farvi vedere un attimo la Play 5 che la facciamo vedere da qua perché con i fili tutto quanto non ho voglia di tirarla fuori, quindi la PlayStation 5 che è la console in uso ve la faccio vedere così, poi c'era la scatola di là, perché faccio il video in salotto, ma non ripeto, non la tiro fuori perché è tutta cablata con i vari cavi, robe così, e sinceramente è un po' infattibile tirarla fuori in questo momento, quindi la Play 5 parte da qua, partiamo a bomba, ma adesso ci godiamo tutte le console del Cume. E presto anche un video con tutti i giochi del Cume, ne sto recuperando un bel po'. Prima di andare in salotto rigodiamoci, a parte qua, il primo è per il PC, ma ci sarà un video a parte per il PC. Però qua godiamoci prima di andare in salotto e vedere le console e le scatole. Rigodiamoci tutto in bacheca. Guarda, ste lucine qua, a 19 euro su Amazon. Sti LED qua dominano tantissimo. Eccoci qua raga, siamo pronti a partire. Anche i giochi, diciamo, l'iconicità, perché lasciatemi il termine iconico, l'iconicità di Gran Turismo, di Resistance, però qua voglio un po' cambiare, voglio mettere anche altri giochi, ne sto recuperando tanti come detto, ma il video sui videogiochi sarà a parte. E niente raga, adesso andiamo in salotto, ce le spariamo tutte, trascatolate e non. E niente raga, adesso diciamo il recupero è quasi completato, ma diciamo, per quelle che mancano ci vorrà un po' più di tempo perché sono quelle un po' più costose, quelle che diciamo mi interessano tra virgolette meno. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, eccoci qua, non so l'audio perché chiaramente non sono vicino col microfono, però adesso ci spariamo la carrellata delle console cubendiane. Partiamo a bomba. Non vado proprio in ordine, ma vado poi in ordine di così. Certe sono scatolate e certe no. Qua raga partiamo col Super Nintendo raga. Eccolo qua, completo di tutto ovviamente. Scatolato. Tiro fuori solo la console ragazzi, non i fili e il joystick perché se no ci mettiamo 50 anni. Eccoci qua. E qua abbiamo la prima console. Eccola qua. Di casa Nintendo. Vediamo un attimo. Ok, poi chiaramente ci sarà la zoomata con tutte. Io direi di partire dalle console Nintendo a questo punto. Ok. Siamo qua, ripeto l'audio, spero sia accettabile almeno. Ma è l'unico modo che faccio tutto da solo, quindi faccio fatica. Andiamo con una console, a mio parere, bellissima, che poi c'è un gioco per me ipericonico. Eccola qua, GameCube, eccoci. Prendiamo la console e mettiamola. Eccoci qua. Ed eccoci qua. Boh. Poi abbiamo. Dov'è? Qua abbiamo la Switch. Eccoci qua. Nintendo. Eccoci qua. Col Nintendo 64. Tiriamolo fuori. Spero di non fare un video troppo lungo ovviamente, però se fai tutto da solo è normale che è un po' più difficile. Nintendo 64, no, attenzione, Game Boy Classic, e qua abbiamo anche tutto in diretta, tutto in diretta e in esclusiva. Eccoci qua. Allora, eccoli qua, Classic e Pocket. Il Classic purtroppo è da sistemare, però non ci spaventa nulla, ok?
la scatoletta del Game Boy. Scusate ragazzi, la piazziamo qua. Ecco, bene, perfetto, perfetto. Poi andiamo con l'altra portatile. PSP, sto cercando ovviamente la versione effect che mi piace di più. Ok, buono, ottimo direi. Poi abbiamo il Saturn, abbiamo il Saturn, tirarle fuori tutte in diretta non è proprio semplicissimo. Ok, sarà un video un po' così ragazzi, un po' lungo, ma fotte sega, fotte sega. Allora, a me piace il bello della diretta. Bene, Saturn lo piazziamo qua la scatola. Ok. Buono. Poi diciamo scatolate, così poi chiudiamo, diciamo, quelle un po' più complicate. La Wii appena arrivata. Poi comunque ci saranno negli acquisti di febbraio, che poi coincidono anche con il compleanno pundiano. Ok, allora qua abbiamo questo, la console è qua. Scusate raga, ma boh, ora abbiamo la Wii con relativa scatola. Perfetto. La Wii, mettiamo la scatola, la mettiamo qua. Ecco, la speranza che possa reggere tutto. Poi abbiamo come scatole vuote, diciamo, la Play 5, che siamo riusciti a vedere prima, che non l'ho tirata fuori, Xbox 360, PlayStation 3, poi Xbox One X, Xbox One, Xbox One X. Un attimo solo che adesso facciamo la seconda parte a destra. Tanto vediamo qua nel dettaglio le scatole, eccoci qua. E adesso andiamo a destra del divano per vedere le console, diciamo, non scatolate, ecco già, cioè vuote comunque, sempre la Play 1 e la Play 2 che non ho la scatola ufficiale, che spero di reperire il prima possibile. Ok ragazzi, qua abbiamo tutte le altre messe così, allora cominciamo. Play 1, bella come il sole di notte. E la mettiamo qua. Ok. Poi abbiamo, mi sono perso anche la ciabatta, Play 2, eccola qua. Chiaramente i cavi e joystick non ho voluto, cioè se poi seguite anche quelli ci metto 30 anni a fare il video. Poi abbiamo Play 3, purtroppo non ho la prima versione che l'ho venduta, la pipa, parecchia roba ho venduto, cioè io che non vendo mai niente, vabbè, pazienza. Una Play 4 molto impolverata, diciamo che la Play 4 è quella che in assoluto ho usato meno. Play 4, eccoci qua. Qua queste sono le scatole, però le uso fuori perché l'avevo in bacheca, quindi per quello sono così. E poi qua Xbox, abbiamo la Classic, eccoci. Buono.
la 360 Slim, avevo anche la versione normale venduta, ecco, tutte funzionanti ovviamente, e l'Xbox One X. Adesso raga facciamo una bella carrellata da vicino. Ok raga, vediamo qua nel dettaglio, queste sono scatole vuote a PlayStation 5, la 360 Slim che è quella che poi vediamo fuori, Xbox One, questa è la scatola vuota che tengo, la Classic, perché non riesco a trovare la scatola vuota della prima Xbox. Qua abbiamo l'Xbox One X che abbiamo di là e la Play 3 che abbiamo di là. Poi qua nel dettaglio abbiamo la scatola del Saturn con il Saturn, perfetto, Nintendo 64 con Nintendo 64, Super Nintendo, Super Nintendo, i due Game Boy Classic e Pocket, ecco l'unico che non funziona è il Game Boy normale, con scatola, Switch, con scatola Switch, Wii, con la Nintendo Wii, PSP, e qua abbiamo il GameCube, con la scatola GameCube che è qua, ok. Dopo che abbiamo un carrellatone mostruoso, Play 1, mi manca la scatola, sto cercando a tutti i costi, dovrò prendermi forse un'altra console proprio per avere la scatola. Play 2 lo stesso, mi manca la scatola, devo assolutamente trovarla perché avevo della Play 1, quella gialla e bianca mi sembra. Della Play 2 quella blu appena uscita, devo trovarla assolutamente a costo di riprendere le console. Play 3, avevo la Lafayette ma venduta, ho sbagliato, questa è bruttissima, la Slim proprio non mi piace. Play 4, console che ho giocato meno in assoluto. Xbox 360, Xbox Classic che secondo me è esteticamente la più bella questa, non chiedetemi il perché ma la amo, e Xbox One X che ci ho giocato abbastanza. E niente, queste sono le console, carrellata, ne ho parecchie, ne mancano, diciamo che adesso vorrei reperire il Dreamcast se possibile e Sega Mega Drive, sono quelle diciamo le principali che vorrei prendere. Sicuramente ecco la Wii U non lo so, perché è proprio una console che ha deluso, la PS Vita lo stesso, per me è un fermacarte rispetto alla PSP che invece è tanta roba, almeno secondo me chiaramente, e niente raga, poi altre console sinceramente con Nintendo, diciamo, primo Nintendo, vediamo, comunque a livello di console principali sinceramente ho tutte quelle che volevo per il momento, quindi sono riuscito a recuperarle tutte. Adesso qua dentro, e qua dentro non vi spoilerò nuovo, ma non voglio spoilerare niente, ma qua c'ho i nuovi giochi. Qua ho fatto questa è un'altra cosa che non c'entra, ho sistemato un po' al posto dei DVD sportivi, ho messo un po' di Marvel. E ci sarà insomma il video con tutti i videogiochi, ne sto recuperando un paio, me ne mancano non tantissimi, però quelli un po' più costosi, che purtroppo certi da pippa ho venduto. Quindi niente raga, un saluto dal comandante veneziano, questa è la mia collezione di console, con relative scatole, purtroppo ne mancano, ripeto, PlayStation 1, PlayStation 2, quelle che più voglio in assoluto, e anche l'Xbox Classic, che però sono quelle proprio introvabili, la scatola, e se prendi la console nuova con la scatola, che ce n'è ancora qualcuno in giro, oppure messa benissimo, la paghi un occhio della testa, la trovate anche a 700 euro, sinceramente anche no. Un saluto dal comandante veneziano, ciao!